Claudia Zedda. Salve a tutti. Ribenvenuta. Le sono tornate. Quindi. Ribenvenuta. Io ti auguro Ribenvenuta e ti auguro un Sanuk. Perché il Sanuk in lingua thailandese significa è il saluto che tutti ti danno nella quotidianità. Grazie. E significa semplicemente vivi e lascia vivere, possibilmente godendo. Un bellissimo augurio, anzi un bellissimo saluto. Allora, ricordiamo Claudia Zedda, sei una scrittrice, sì, nostra collaboratrice ormai per le prossime 6 settimane, diciamo. Scopriamo qualche creatura insieme. Esatto. Tra l'altro voglio ricordare che tu sei l'autrice di Creature fantastiche in Sardegna, La riflessione, e anche di Est Antigorio, sempre La riflessione. Sì. La prima è la tua tesi di laurea. Sì, esattamente. La seconda sono una serie di racconti che tu hai pubblicato sui tuoi blog. Ho pubblicato sui blog, ho scritto per altri siti, insomma, poi li ho rivisti, li ho messi insieme in maniera organica a mio parere e sono andata avanti in questo senso. Claudia, di cosa parliamo oggi? Io lo so, però il pubblico non lo sa, e neanche Claudio. Se vi fa piacere parliamo di fantasmi. Ah sì, a me tanto. Chi non ne ha mai visto uno? Avete già visto fantasmi? Sì. Hai voglia. Hai voglia. Non ci ho dormito intere notti io. Però sappiate che dopo stasera starete più attenti a dei determinati particolari e quindi magari li avete incontrati e ancora non lo sapete. Ghostbusters. Questo è molto la tradizione sarda non parla esattamente di fantasmi, non se ne è mai sentito parlare di fantasmi, si parla di anime dei defunti, di anime dei trapassati, e nella Sardegna sostanzialmente si crede che chiunque muoia, sia tu un uomo buono, una donna buona o un uomo cattivo, non si vada direttamente all'inferno o al paradiso, ma si svolga un periodo di purgatorio nella terra, e questo purgatorio è più o meno lungo in base a quante preghiere le persone ti dedicano, i viventi, quindi più si prega nei tuoi confronti, più breve sarà il tuo purgatorio in terra. Tant'è vero che diversi commentatori di Cose Sarde ci dicono che gli esseri che muoiono in Sardegna restano nei luoghi in cui hanno vissuto, e si occupano delle cose che hanno fatto sostanzialmente in vita. Quindi se per ipotesi morisse un pastore, si occuperebbe ancora del suo gregge, o meglio cercherebbe di occuparsi del suo gregge. Se morisse una casalinga, si occuperebbe della casa e via dicendo. Quindi restano attaccati ai luoghi nei quali hanno vissuto più o meno felicemente. Solo alcuni però possono vedere queste creature, questi fantasmi, queste anime, perché in Sardegna si parla di animas bonas e animas malas, quindi anime buone e anime cattive. Però si parla ancora, quando si parla di fantasmi, di umbras, di cosas malas o di area mala, quindi di aria cattiva. Perché aria? Perché nella Sardegna tradizionale il fantasma, l'anima, è collegata con il vento. Quindi quando soffia un forte vento, si suppone che qualcosa di negativo debba succedere e che nei dintorni siano presenti dei fantasmi. Qualcosa di negativo perché i fantasmi in Sardegna non portano mai buone notizie. Sostanzialmente portano presagi di morte o portano comunque notizie di qualcosa di negativo che di lì a breve dovrebbe succedere. Quindi fantasmi, vento, ma anche fuoco è un altro elemento che si collega col mondo del fantastico e col mondo dei fantasmi. Quando io ho letto leggende relative ai fantasmi in Sardegna mi sono resa conto, o li ho sentite raccontare, che i sentimenti che si legano a queste creature sono principalmente 3. Di amore. C'è chi ama talmente tanto i cari che sono trapassati che cerca in tutti i modi di rivederli e quindi entra in contatto con una categoria particolare di donne sarde e anche di uomini che hanno la capacità non solo di parlare con i fantasmi ma anche di richiamarli a proprio volere. Sono i vide mortos e di questo è un argomento così ampio che dovrebbe essere trattato completamente a parte. Le medium. Parli di medium? Qualcosa del genere, sì, qualcosa del genere. Quanto costa una teleselezione? Cioè un contatto con l'aldilà? Allora, le persone che hanno queste capacità non richiedono mai denaro. Esattamente come le curatrici o come chi porta i maghi non chiedono mai denaro, vero? Non esattamente. Siccome in Sardegna ce ne sono tante che invece chiedono i soldi, allora quelli sono pseudo medium. Quelli sono pseudo medium. È un po' come avere WhatsApp praticamente. Gratis. No, non è gratis. Sostanzialmente la cosa si svolge in questa maniera. Io ho contatto la guaritrice, colei che mi toglierà magari il malocchio o che mi metterà in contatto con, e io in cambio porto un dono. C'è il circuito del dono, il denaro è esente, non fa parte di questo circuito, tant'è che un offertorio.
Esattamente, sì, esattamente. Si ricambia con un dono. Un tempo poteva essere zucchero o caffè, piuttosto che non dolci, rose, fiori e quant'altro. Insomma, però il denaro non doveva avere niente a che fare con la funzione della guaritrice o della vita mortos. Questo era importante ricordare. Altrimenti, se c'è un passaggio di denaro, cosa succede? Altrimenti si invalida la procedura. No, si invalida la procedura, sì, assolutamente. Questo discorso è piuttosto valido per le curatrici. Chi guarisce con la parola o magari con la medicina dell'occhio non può assolutamente accettare denaro, altrimenti la cura non andrà a buon fine. Claudia, pausa musicale. Perfetto. Radio Golfo degli Angeli.